Sarà uno spettacolo e di questo ne siamo certi, amici di Wii Sport. Ben trovati al Valentino Mazzola di Gaggi. Si gioca per la seconda categoria siciliana, la 16ª giornata che vede la capolista, la formazione di Mister Camarda, ospitare il Città di Lingua Glossa. È un po' come fosse un match point quello di oggi pomeriggio, perché vincendo oggi il Gaggi metterebbe una seria ipoteca sulla vittoria del campionato. Il Città di Lingua Glossa invece si gioca davvero tutto in questa sfida. Amici di Wii Sport, tutto pronto allora, mentre la coreografia scende e il nostro operatore Mirko Giacopello ci fa vedere lo striscione più bello che oggi possiamo mostrarvi, quello contro la guerra che in queste ore sta colpendo l'Ucraina, un momento particolare, molto particolare per la storia di tutta l'umanità. Oggi anche Gaggi, oggi anche la presidenza, la proprietà del club etneo vuole ovviamente cercare di essere vicina a chi sicuramente passa un momento molto più brutto, molto più scuro di quello che passeremo noi invece questo pomeriggio. I fumogeni sono già accesi, pronti a darvi lettura delle formazioni. Partiamo dai padroni di casa che si schierano con il rientrante Montesanti in porta, Spadaro, Donato, Cipolla, Mazza, Corica, Riccina, Chirillo, Franco, Cantarella, Pagano. Queste le scelte di Mister Camarda. Risponde invece Mister Davide Spartaco, la Città di Lingua Glossa, con Vecchio, Di Marco, Messina, Aiello, Leonardi, Malfitana, Laguzza, Fatti, Aleo, Monforte, Agimi. Sono le 15.02, non si inizia puntuali quest'oggi, così come non si inizia puntuali dalla Serie A fino alla terza categoria, perché vengono rispettati 5 minuti. Arriva adesso il tracciante, il tentativo di penetrazione, e poi c'è la conclusione di Pagano, ma sì, probabilmente era tutto fermo per posizione di fuorigioco del calciatore con la numero 11. Questa è l'indicazione da parte del direttore di gara. Il destro di Cipolla supera la barriera, il portiere Vecchio che respinge. Prima chance offensiva, arriva per i padroni di casa con il calcio di punizione di Cipolla che impegna il portiere avversario. Per Pagano, a spazio a sinistra, 1 contro 1 di Pagano, prova a saltare l'avversario, Pagano col destro, si accartoccia il portiere Vecchio e fa sua la sfera. Buona chance per il Gaggi al 16° con Pagano. Adesso il rinvio, attenzione perché il pallone viene toccato, Aleo si presenta a tu per tu con il portiere, Aleo va col diagonale, Aleo! E il vantaggio della Città di Lingua Glossa, 0-1 al Valentino Mazzola, a sorpresa passano gli ospiti con la mitraglietta di Aleo sul primo marcatore, poi mette in zona Chirillo, Cipolla allarga perfettamente per Riccina, zona cross del numero 7, il pallone messo in mezzo, Franco la tocca, poi c'è il tocco, quello dell'1-1, quello di Salvatore Cantarella e il pareggio del Gaggi. Reagisce immediatamente la formazione di Mister Camarda dopo essere passato in svantaggio al 16°, fissa il risultato sull'1-1 al minuto 19 con il proprio numero 10 Cantarella. Incespica un po' il Città di Lingua Glossa in questo possesso in zona offensiva, poi arriva una conclusione nemmeno troppo distante dalla porta ad opera di Aleo, l'autore del gol dell'1-0. Colpo di testa, arriva il gol, è un gran gol quello che segna Monforte, il suo colpo di testa non lascia scampo al portiere avversario. Il tentativo su punizione, parte Pagano, arriva il suo destro e sfiora solamente il palo vicino al gol del pari il Gaggi. C'è un fallo e c'è anche il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda le due squadre a riposo. 16ª giornata nel campionato di seconda categoria, fin qui 1-2 tra Gaggi e Città di Lingua Glossa. Amici di Wii Sport, ci prendiamo una pausa, non allontanatevi, torniamo tra poco per il secondo tempo. Il risultato dice Gaggi 1, Città di Lingua Glossa 2. Partiamo allora col film della ripresa grazie alle immagini a cura di Mirko Giacopello, oggi operatore in zona ripresa. Parte il tentativo ed è proprio Agimi che aggira la barriera ma mette alto sopra la traversa. Non fanno male gli ospiti col proprio numero 11 su calcio di punizione. Chirillo
Lancio in zona Riccina, il colpo di testa all'indietro per Franco, ancora Franco, il tentativo di cross per Pagano, tutto buono, il Caggi sfiora il gol del 2-2, azione bellissima con Riccina che ha messo all'indietro di testa per Franco, poi il traversone in zona Pagano che è impegnato Vecchio in calcio d'angolo. Poi attenzione a Donato, ma il pallone passa per Hashimi, 1 contro 1 con Spadaro. Hashimi con l'esterno, poi sul mancino la mette in mezzo all'indietro per Aleo che va con la conclusione. Bellissimo l'intervento di Simone Montesanti che mette in calcio d'angolo. Parte Cantarella, Salvatore Cantarella, doppietta del numero 10, 2-2 del Caggi, direttamente su punizione, la firma ancora una volta del fantasista di mister Camarda, un gol importante per questa partita, un gol importante per tutto il campionato della formazione del Caggi. 2-2 adesso. La mette giù Chirillo, a destra per Riccina, poi Franco la tocca ancora a destra, Chirillo non ci arriva, la rimessa laterale per il Caggi, no, arriva a destra il traversone, Pagano! La sfera rimane incastrata sulla linea, incredibile! Vecchio tiene a galla i suoi sul colpo di destra avvicinato di Salvatore Pagano. Caggi, pallone in zona Franco, colpo di testa di Franco e finisce sul fondo. Ora il rinvio per Aleo, tiene il possesso, mette per Monforte, attenzione il destro, mamma mia che parata di Montesanti. Pagano, ancora Cantarella, può girarla per Chirillo, zona tiro per Chirillo, va al destro Chirillo. Ottima idea quella del numero 8 che non inquadra di un paio di metri al massimo l'incrocio. Momento del numero 15 Giuseppe Pafumi, entra al posto di Cipolla. Punizione di Chirillo, pallone in mezzo, Vecchio la tocca, attenzione a Cantarella! Sfiora il palo, il Caggi sfiora il gol del vantaggio del 3-2, ancora Salvatore Cantarella. Per poco non è tripletta. Pericoloso, sgusciante quest'oggi, ha dato assolutamente il suo contributo e al suo posto dentro Pantè. Poi arriva il secondo cambio, cenno d'intesa tra Franco e il direttore di gara, Franco esce, entra il classe 2002 Karim Barbera. Tempo di cambi in casa Caggi, pronto Marco Calì a fare il suo ingresso sul terreno di gioco. Chirillo, la punizione di Chirillo in mezzo, Barbera, colpo di testa che sfiora il palo di Karim Barbera. Triplice fischio al Valentino Mazzola, termina 2-2 l'importante match del campionato di seconda categoria tra Caggi e Città di Lingua-Glossa, termina in parità dopo che la formazione ospite andava 2 volte in vantaggio, dopo che quella di mister Camarda è riuscita a trovare 2 volte il gol del pareggio, sempre con Salvatore Cantarella.